Io penso che sia soprattutto importante quello di riuscire a creare una cultura non solo delle regole, non solo della legalità, ma anche della giustizia sostanziale, che non può prescindere ovviamente dalle regole e dalla legalità. A poco più di una settimana dal maxi blitz di polizia e guardia di finanza che ha inferto un duro colpo alla camorra entrata nel nostro territorio, anche il patriarca interviene evidenziando come la Chiesa debba fare la sua parte. L'incontro che noi abbiamo fatto al Toniolo con Don Ciotti qualche mese fa e soprattutto direi l'incontro che faremo in Basilica di San Marco il 9 di marzo con le famiglie delle persone che hanno subito danni, anche parlo di persone che hanno lasciato la vita da parte della malavita organizzata e dalle mafie. Ecco, vuole essere proprio un'affermazione in cui la Chiesa di Venezia, ma penso anche la città di Venezia, vuol dare una risposta che era già preventivata prima di questa operazione di polizia, ma che diventa ancora più attuale in questo contesto. È importante coinvolgere e sensibilizzare le giovani generazioni. Far capire che se viene meno lo Stato qualcuno ne prende il posto e credo anche che il nostro impegno sia quello di far vedere come la legalità inizia anche nei rapporti scolastici, nei rapporti con gli insegnanti, nei rapporti con i compagni di classe e soprattutto nei confronti dei più deboli.